spaccature sano di gioia, hai detto giustamente, meno il napoletano che si accontenta, che non va molto oltre il suo naso, che vede le cose da un punto di vista molto pratico, anche comodo, che cerca un po' di non fare troppi sacrifici, troppi sforzi. Quindi un po' tu hai coagulato in questa coppia le due essenze della napoletanità, che un po' sono anche parte di ognuno di noi, vero? Una dicotomia che c'è forse nel nostro DNA. A me i personaggi, sempre loro, sono tutta colpa loro, mi hanno in realtà dato uno spiraglio differente in ordine a questo aspetto dicotomico, nel senso che mi faceva molto piacere dare a una figura anche problematica, alla figura femminile, un primato nella forza, una capacità espressiva e una sua determinazione, nonostante il contesto sociale, cioè il fatto che Linda avesse la vite in mano e che il Ferramenta non abusasse della sua conoscenza, neanche della sua pazienza, in questa ruota che gira, in questa rotonda, diciamo, particolare, che poi appunto è un'immagine della vita, mi ha conciliato molto rispetto al mondo femminile, e cioè sono stato contento che Linda mi abbia chiesto effettivamente di venire fuori così forte.